Quindi prima di passare al secondo concorrente della serata, voglio fare due annunci. Innanzitutto vi ricordo che continua il premio del pubblico offerto dai professori Ucci e Federico Magris, che ringraziamo quindi per questa bella iniziativa, volta ad onorare la memoria di tre violinisti poliziani: Ernesto Leonardi, Umberto Corugolo e Savino Lovisutti, già allievi del maestro di Pisa. Quindi siete invitati a ritirare la scheda, che è questa scheda verde, non so se l'avete già vista, che è giù in cassa, votare e poi metterla nell'urna, in modo da poter poi scegliere il candidato. E un altro annuncio è questo: l'associazione di Pisa, per festeggiare il 30° concorso, ha prodotto una cartolina con un numero speciale di interesse filatelico che si può acquistare alla cassa. E ancora, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, nel foyer dell'auditorium è stata allestita una mostra con degli spartiti antichi di carattere patriottico tratti dal fondo musicale della biblioteca di Pisa. E adesso passo all'annuncio del secondo candidato, Papa Reghi, Albania, anni 24, che eseguirà nell'ordine di Paganini il capriccio numero 15 dall'opera 1, di Baggiani Sfere alterne per violino e pianoforte del 2010, di Brahms la sonata numero 3 in re minore opera 108 e di Ravel Zigani del 1924. Viene accompagnato al pianoforte dal maestro François Kilian. E volevo anche ricordarvi che dopo questo candidato ci saranno 10 minuti di intervallo e che il bar è aperto, quindi potrete rifocillare.
Thank you.